Bene, adesso diamo la parola al professor Placido Cherchi, che ci parlerà della lingua e identità sarda. Raccomando ai relatori sempre la puntualità e la sintesi. Grazie. Se accendete un po'. Quanti minuti, Giacomo? 20 minuti. Alle 6 in punto terminerò. Dunque, buonasera. Io sono un locutoresu che insinza in Cagliari. Insinza in un liceo di storia e filosofia. Ogni tanto a mie puru mi tocca, come da tutto, di rezzire babos e mamasa de sa bigliottina che hanno di scuola, su scolloquios. Francamente, questo è uno dei suoi impegni più peleosos che non scapite. Una die, una mamma, una signora disinvolta, benevostamela, giovane, mi fa che, professore, è vero che lei parla il turco? La papagliata, signora. Turco? Sì, turco. In cui se tutto papodato che poteva essere questa questione. Mi sono aumentato chi paga schiras prima in una classe che ha portato varizas paraulas, varizas frases in salto su Gialdumeum l'autoresu. Poi mi sono avvisato che questo spisello si incominciava a roteare gli occhi, no? E tanto mi si è abbonato, beh scusate, è chiaro, non potete capire, si tratta di versi di un poeta turco. No comment. Questo episodio l'ho sempre tenuto presente ogni volta che mi è toccato di fare dare del suo problema de ganto sia avanzata e spinta in una situazione come la nostra, questa catastrofe antropologica che colpì in modo particolare Salimba in Sardegna. La prima condizione di questa catastrofe antropologica è l'ho sempre definita, impitente paraulas di un antropologo, Ernesto De Martino, vergogna di sé. Ebbene, mi è sempre parsa appunto quella vicenda, una micro vicenda, ma molto carica di significato, un esempio emblematico di questa vergogna di sé. In fondo una delle ragioni per le quali noi abbiamo incominciato a perdere una straordinaria ricchezza come quella della lingua e perderla soprattutto a livello endemico, a livello diffuso, è proprio questa vergogna di sé. È un ammento che per esempio in Domomia, tipica famiglia schizofrenica dal punto di vista linguistico, i primi 3 figli abbiamo parlato in sardo tra di noi e con i genitori. Poi c'è stato di mezzo lo spartiacque della guerra. Le ultime 2 parlavano in italiano tra di loro e con noi. Fenomeno tipico questo delle famiglie sarde, quando dopo l'avvento di un certo tipo di cultura, di un certo tipo di economia, entrava in pieno a avere spiegate appunto il capitale anche nella nostra dimensione del quotidiano, bene, ha incominciato questa colonizzazione avanzata, spinta, forzata
proprio a grandi tappe, che indubbiamente ha colpito, ha avuto come primo oggetto, diciamo, di assoggettamento la lingua. Da allora questa vergogna di sé è diventato un po' un elemento, per così dire, identificante, però in negativo, di tutti i parlanti. Ed è stato francamente il tipo di dimensione più diffusa e più constatabile in una cultura come la nostra per almeno 20-30 anni. Per fortuna, situazioni come questa di oggi incominciano ad essere un segno abbastanza importante del recupero del bisogno di oltrepassare questa vergogna di sé, del bisogno, come dire, di autoriconoscersi in forme di identità perdute, perché ne va di mezzo di una ricchezza inestimabile. Diceva bene Salvatore Cubettu che la lingua è il grande serbatoio all'interno del quale si condensano tutti i tratti connotativi di una cultura. È vero, la lingua raccoglie in termini di capacità di penetrazione addirittura come dire lenticolare, secondo una capacità di penetrazione che scende nelle pieghe più minute del nostro essere, del nostro modo di essere, e perderla significa perdere la capacità di formalizzare appunto quanto si viene compiendo, quanto si matura, quanto si vive all'interno di queste dimensioni segrete e profonde dell'identità. Naturalmente, poiché la lingua non è mai un fatto astratto, per esempio uno strano linguista quale poteva essere considerato Stalin, absit in iure verbis, diceva che la lingua è addirittura un fatto di struttura, non un fatto sovrastrutturale, qualcosa che si connette cioè in modo profondo e addirittura viscerale alle dimensioni dell'identità. Poiché la lingua è un fatto di questo tipo, io personalmente avrei molte perplessità nei confronti di un'operazione come quella che alcuni chiamano normalizzazione. Il tentativo di trovare per esempio una soglia comune a tutte le forme glottologiche, a tutte le varianti del sardo, potrebbe implicare, pericolosamente implicare, ancora una volta, perdite. Perché riconoscersi in un esperanto sardo, chiamiamolo pure così, no? Riconoscersi in una forma che diventi egemonica all'interno dell'isola, lasciando cadere le forme specifiche che vivono e che sono organicamente vitali appunto all'interno delle varie situazioni, implica questo terribile pericolo. Piuttosto io direi che una condizione di possibile normalizzazione noi nel sardo l'abbiamo già, e l'abbiamo soprattutto in quella dimensione che per esempio Max Leopold Wagner chiamava spirito della lingua. Indipendentemente da tutte le analisi di tipo filologico e glottologico molto tecnico, Wagner a un certo punto si fermava a riflettere su quello che potesse essere lo spirito identificante, cioè l'elemento cifra, per così dire, della lingua sarda, e credeva di poterla riconoscere in una soglia che naturalmente non so fino a che punto sia condivisibile. Per quanto mi riguarda io ne indicherei una di soglia,
Per esempio, quella particolare soglia che fa del sardo, ma non di un sardo particolare, di tutte le forme di sardo, una lingua straordinariamente ricca, una lingua che per esempio è capace di profondità e di aderenze proprio in termini di pensiero, in termini di riflessione, più di quanto non siano capaci molte altre lingue, per esempio del ceppo latino. Vi prego di considerare una dimensione del sardo che è la struttura verbale. Noi quando parliamo, e non soltanto a livello colto, ma direi anche a livello del normale parlante, persino a livello dei bambini che parlano sardo, che siano però organicamente inseriti nell'uso quotidiano del sardo, l'indicativo. Quando mai potrebbe accadere a un sardo di dire: se non pioveva domani ci venivo? Quando mai? Anche il sardo, diciamo, meno letterato direbbe, puntualmente direbbe: se domani non piovesse probabilmente verrei. Perché lo direbbe anche in italiano così? Perché lo ritrova, e lo ritrova in modo forte, in modo perentorio, nel suo sardo. Un sardo che per esempio è abituato a mediarsi, linguisticamente si intende, nella dimensione simbolica della lingua si intende, a mediarsi con la realtà, sempre attraverso forme di ipotesi che naturalmente derivano da molte condizioni storiche svantaggiose che la Sardegna ha alle spalle. Noi abbiamo sempre avuto con la realtà un rapporto problematico, un rapporto difficile, non per quanto riguarda la nostra capacità di designazione delle cose, che è sempre molto forte, molto puntigliosa, molto diretta, molto antropomorfica, come dicono appunto i linguisti, cioè capace di forti identificazioni organiche. Siamo invece estremamente aleatori, estremamente possibilisti, quando il nostro linguaggio riguarda il momento dell'azione, quando cioè passa attraverso la struttura verbale. Per esempio, quando noi dobbiamo definire in termini di essere una determinata cosa, parlando un corretto sardo, non diciamo mai questo è, diciamo sempre questo dovrebbe essere, custodi ad essere, custodi ad essere una dazza, signora Dauschi, no? No, est una dazza, di ad essere una dazza. A tradurre una locuzione molto semplice come questa in italiano, per tradurla interamente si dovrebbe dire: questo dovrebbe poter essere un bicchiere, no? Dove la doverosità, come dire, della implicita dell'ipotesi addirittura si complica del passaggio attraverso un verbo modale. Questo la dice lunga, non è che un minimo esempio, la dice lunga su quanto la dimensione dell'ipoteticità si sia radicata e sedimentata nella nostra struttura verbale. Una frase colta a Cagliari presso gente non cagliaritana proveniente dall'interland capitanese, e uno fa il dovere su
su campidanesi, ma disabbandonare, comunque tento da ripetere. Questo gli adessi depiu essere stettiu, commenti gli adessi depiu essere. Questo avrebbe dovuto essere stato come avrebbe dovuto essere. Ovvero, questo avrebbe dovuto poter essere stato come avrebbe dovuto essere. Risolto interamente in tutte le sue implicazioni, appunto, le valenze ipotetico doverose dell'espressione sarda. Oppure, e usciamo leggermente dal campo della struttura verbale, una tipica situazione del mio paese. O Antoine nell'alba saidu, e chi la poi in sala che io esubra, e la poda salbro esserisse. No? Cioè, è vero, l'ho visto, però non mi assumo in nessun caso la responsabilità di confermarti che lui è ancora lì e che fosse lui, no? Qui non c'è tanto il problema dell'omertà, argomento a cui si ricorre spesso per spiegare locuzioni di questo tipo o per entrare anche nel labirinto di certe complicazioni, quali potrebbero essere quelle dell'affermare negando, no? Si dovrebbe passare piuttosto attraverso il tipo di visione del mondo che una lingua come la nostra, e lo sta documentando appunto questa struttura verbale, ha raccolto in sé, è condensato in sé. Noi entriamo in rapporto con la realtà attraverso questa mediazione del periodo ipotetico, che spesso è addirittura un periodo ipotetico dell'irrealtà, no? Proprio come segno di grande, di profonda problematizzazione del problema della realtà, sempre posta sotto il segno del possibile, mai sotto il segno della grande sicurezza, della certezza. Perché? Perché con la realtà noi abbiamo avuto sempre un rapporto appunto difficile, problematico, negato e ancora una volta problematico. La storia cioè non c'è mai appartenuta, nel senso che la realtà che ha sempre costituito orizzonte del nostro fare, orizzonte del nostro decidere e scegliere, è sempre stata in gran parte, storicamente parlando, realtà eterogestita, mai gestita da voi. Però ne è saltato fuori un tipo di sottigliezza, un tipo di raffinatezza, anche in termini di pensiero e di sensibilità, che questo sì, secondo me, costituisce quella soglia comune in cui è possibile la normalizzazione di cui si parla, perché è già implicita, è già un elemento che costituisce appunto tessuto connettivo, amalgama, nel senso che il mio modo di parlare, per esempio, affermando attraverso la negazione, no? Non rischia fraintendimenti quale che sia la variabile sarda che parlano i parlanti. Diceva d'altra parte Amadeo Bordiga, che non era un linguista ma era un grande osservatore di realtà sociali e antropologiche, diceva che l'ideale, l'optimum sarebbe per comunicare che ciascuno parlasse la propria lingua e tutti la capissero. Ebbene, che male c'è se noi continuassimo a parlare tutti la nostra specificità dialettale linguistica
e ci incontrassimo poi sulla soglia di questi significati estremamente sottili, che sono specifici di una lingua come la nostra, e soltanto della nostra, badate, e questa è la grande ricchezza peraltro, e non sono in nessun modo rintracciabili invece in nessun'altra lingua. E quando mai si dava a sonnare su romano, su veneto, no? De invitare i strutture verbali che la nostra sa, fa intendersi sono, giammai, no? Naturalmente voglio dire, a questa potenzialità, enorme potenzialità proprio di pensiero, no? Corrisponde anche la grande raffinatezza di civiltà. Noi siamo portatori di una civiltà millenaria, no? E quanto di islamico e di bizantino non si è sedimentato in una lingua come la nostra? Sono tesori incredibili, nel senso che noi siamo un condensato di mediterraneità e di tutti questi tesori della mediterraneità, laddove gli altri invece sono, direi, piuttosto creature della normalizzazione omologante del capitale e del mondo il cui orizzonte è la merce omologante, no? Noi abbiamo nella lingua ancora, che lei mi sembra signora o no, non mi modifica in niente le opinioni, noi abbiamo ancora una dimensione nella quale poterci riconoscere. È il bene prezioso della nostra identità. La lingua è un documento straordinario. La cosa su cui dovremmo incontrarci per tentare di difenderla nella misura più coraggiosa possibile è proprio questa dimensione della nostra differenza.